Assessore Zilli, oggi a Trieste la visita di una delegazione di importanti amministrazioni provenienti dalla Federazione Russa, quindi uno scambio di buone pratiche. Il Friuli Venezia Giulia è stato identificato come una regione per modello. Ne siamo orgogliosi per la scelta che è stata fatta dalla delegazione russa di puntare proprio sul nostro territorio, sulla nostra regione, come modello di studio e di approfondimento per quanto riguarda il nostro sistema istituzionale e fiscale. E questo per noi è davvero un motivo di vanto, perché continuiamo a lavorare in modo attento sulla nostra autonomia, soprattutto su quella fiscale e tributaria, e quindi poter offrire alla delegazione russa le nostre conoscenze e quanto stiamo applicando sul nostro territorio è ovviamente un elemento di vanto per la Giunta e l'amministrazione regionale tutta, e anche di scambio di informazioni utili per il miglioramento di entrambi i sistemi istituzionali. Cosa ha attratto da questo incontro dal punto di vista della possibilità di sviluppo di rapporti con la Russia e soprattutto con le sue istituzioni? Abbiamo iniziato un percorso grazie a questa giornata di studi importante che vedrà la nostra regione al fianco della Federazione Russa per continuare questo modello di scambio di informazioni e quindi rafforzare le relazioni tra i due paesi, in questo caso tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Federazione Russa. Vicepresidente Maximova, perché ha scelto il Friuli Venezia Giulia come regione modello per le buone pratiche della governance? Italia государство унитарное. Тем не менее, есть 4 автономии. L'Italia è uno Stato unitario, però ci sono 5 regioni che hanno una autonomia particolare e in questo senso sono simili alla situazione della Federazione Russa. E quindi ci interessa in particolare vedere come viene gestita la relazione tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione regionale, come lo Stato centrale può aiutare il rafforzamento e lo sviluppo dell'autonomia e come concretamente si declina la distinzione ma anche il coordinamento delle responsabilità da un lato e delle politiche di raccolta dei tributi dall'altro. Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, e il Primo Ministro della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, si sono incontrati l'anno scorso a rafforzare la volontà di cooperazione tra i due Stati, e quindi noi, come specialisti di finanza, abbiamo deciso che è importante conoscere meglio le caratteristiche del nostro partner in modo da porre le basi anche in termini finanziari per un rafforzamento dell'interscambio di competenze e di collaborazione. E gli indicatori che caratterizzano la regione Friuli Venezia Giulia da molti punti di vista sono superiori agli indicatori medi dell'Italia. Ci interessa capire come si è arrivati a ottenere questi risultati, in particolare nella logica della programmazione finanziaria, come viene gestita la questione della raccolta e poi della distribuzione delle risorse, perché questo è ovviamente di interesse per un contesto complesso come quello della Federazione Russa, sia per le regioni più avanzate, come può essere la regione di Mosca, sia per le regioni che hanno maggiori problemi, e questo chiaramente è di interesse sia per l'amministrazione centrale, che capisce come in Italia è stato costruito il rapporto con le regioni a statuto speciale, sia per le stesse amministrazioni regionali, che capiscono come vengono gestite le risorse, come viene costruita un'autonomia responsabile, come vengono premiati i comportamenti virtuosi delle imprese e dei cittadini. Questo chiaramente soprattutto per le regioni più bisognose, che devono imparare, nel caso anche dell'esperienza dell'Italia che è molto interessante a questo proposito, come responsabilizzare meglio gli amministratori pubblici sull'utilizzo virtuoso delle risorse dell'economia.